In Veneto sono circa 55.000 i bambini e i ragazzi che si rivolgono alle USL e ai servizi sociali perché stanno vivendo situazioni di disagio. La domanda è cresciuta di oltre il 10%, ma a fronte di questo dato i servizi per minori sono a rischio. 250 operatori non sostituiti a causa del blocco del turnover. L'allarme arriva dalla rete di associazioni nella giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Un fattore di disagio è tutt'oggi rappresentato dalla crisi economica. Famiglie con figli hanno estrema difficoltà. La crisi economica ha amplificato situazioni di fragilità anche dove c'era solo un problema di tipo economico, questo è stato amplificato. Mentre noi come assistenti sociali, come professione, sia quando siamo presenti nei comuni sia nei servizi, incontriamo anche le fragilità delle persone, delle capacità genitoriali. Il tavolo dedicato al welfare per minori ha elaborato una serie di proposte in vista dell'approvazione della legge di stabilità regionale del 2018. Fra queste, oltre al ripristino degli organici servizi, si chiede anche lo stanziamento di 10 milioni di euro per la rete dei servizi dedicata ai minori. A lavorare in sinergia tra professionisti con tutte le istituzioni che operano sul territorio per lavorare insieme alle famiglie, aiutare le famiglie, sostenere le famiglie in difficoltà e sostenere le famiglie nella loro azione educativa.